a stare nei tempi. Allora sì, io ho deciso di raccontarvi un po', noi nel mio laboratorio noi studiamo da anni ovviamente come funziona il sistema immunitario, studiamo proprio i meccanismi molecolari che regolano la comunicazione tra le cellule. Negli ultimi anni ci siamo dedicati molto allo studio dell'infiammazione, per cui dovendo scegliere un argomento insomma che non fosse proprio la trasduzione del segnale nelle cellule, che ovviamente sarebbe stata molto complessa da spiegare, ho deciso di raccontarvi un tema che è molto, molto importante, molto sentito, magari raccontarvi che cosa sta facendo la scienza in questo ambito e parlarvi appunto di quella che è l'infiammazione silente. 20 anni, ormai sono già passati 20 anni da quando questa copertina è apparsa sul Time, era una novità, nel senso si è dedicata appunto all'infiammazione una copertina sul Time per dire abbiamo scoperto, la scienza ha scoperto recentemente che l'infiammazione non è soltanto quel processo che conoscevamo, che studiava quell'infiammazione acuta, magari di cui adesso diremo qualcosa, ma c'è una nuova forma di infiammazione che, come dice il Time, è un killer misterioso, nascosto, segreto, silenzioso. Perché appunto, come dice appunto la copertina, è legata questo tipo di infiammazione a una serie di malattie molto diffuse che vanno dal cancro alle malattie cardiocircolatorie, alle malattie metaboliche, l'Alzheimer e così via. Dicevamo, è un'infiammazione silente, quindi completamente diversa dall'infiammazione che noi conosciamo da tanto tempo, quella che da sempre si insegna agli studenti di medicina, che invece è un'infiammazione che sentiamo, un'infiammazione che si fa sentire perché è dolorosa, perché si manifesta appunto col gonfiore, con l'arrossamento. Questi sono le classiche manifestazioni di un processo infiammatorio acuto, di un processo che è una risposta a un danno ed è un processo che serve a riportare equilibrio in un tessuto danneggiato. Mi piacerebbe parlarne a lungo perché tra l'altro è di una bellezza struggente il processo infiammatorio, perché praticamente nel nostro corpo c'è un continuo controllo per il mantenimento dell'equilibrio. Quando c'è un danno che arriva a perturbare questo equilibrio, il corpo non si irrigidisce come facciamo noi invece molto spesso quando ci troviamo in una situazione di disequilibrio, no? A livello personale, professionale, in una relazione tendiamo a rimanere rigidi. E invece il corpo no, il corpo si lascia andare a questo disequilibrio, anzi cambia ancora di più l'omeostasi, l'equilibrio viene perso ancora di più perché l'infiammazione è un processo che crea nuovi vasi sanguigni, che lascia entrare nuove molecole, nuove cellule, che altera completamente per un breve tempo l'organizzazione del tessuto e lo fa per riportarci poi a un equilibrio nuovo, una nuova situazione di omeostasi, quindi dovremmo imparare molto da come reagisce il nostro corpo. Questo tipo di infiammazione, dicevo, è quella che insegniamo agli studenti di medicina del terzo anno come infiammazione acuta, che è caratterizzata da dei segnali appunto molto vistosi. Questi primi 4 sono stati descritti da Celso nel I secolo d.C. e appunto sono l'arrossamento, il calore, il gonfiore, l'edema, il dolore e poi appunto l'ultima, la perdita di funzione, che è molto importante perché che cosa ci dice? Ci dice che in un tessuto infiammato c'è un'alterazione della funzione delle nostre cellule, c'è un tessuto infiammato non è uguale, non funziona esattamente come un tessuto che infiammato non è. E questo nell'infiammazione silente sarà molto importante. Qual è la differenza quindi tra l'infiammazione classica che conosciamo appunto dai tempi di Celso e l'infiammazione silente a cui il Time dedica la copertina 20 anni fa? È quello che ho cercato di riassumere in questa immagine. L'infiammazione acuta, quella classica, è una risposta a un danno, a un'infezione, un'ustione per esempio, una contusione, ed è una risposta infiammatoria molto intensa ma di breve durata, controllata nel tempo ma molto intensa, quindi noi la sentiamo. E ha come scopo la risoluzione, cioè riportarci alla guarigione. Invece l'infiammazione silente è determinata sempre dal danno, ma anche qui è un danno
cronico, silenzioso, è il danno che arriva dallo stile di vita. Dallo stile di vita che, come vedremo, è fatto da tante cose, ma prevalentemente dalla nostra alimentazione, dalla sedentarietà, dal tipo di vita che noi viviamo. E questo tipo di danno pian piano porta a una risposta infiammatoria cronica che dura nel tempo, di bassa intensità, che quindi non sentiamo, noi non ce ne accorgiamo, non percepiamo la presenza di questa infiammazione, ma nel tempo questa infiammazione causa malattia. L'infiammazione influenza tutto il nostro corpo, non c'è un organo, una parte del nostro corpo che non possa essere alterata dall'infiammazione, dal fegato alla tiroide, ai polmoni, il cervello, i muscoli, le ossa. E questo è il motivo per cui oggi sappiamo che l'infiammazione cronica silente è appunto al centro della patogenesi, è proprio un meccanismo patogenetico per tutta una serie di patologie. E come vedete ci sono tantissimi tipi di malattie e sono le malattie più diffuse nel mondo occidentale. L'infiammazione è anche al centro del processo dell'invecchiamento, perché al punto tale che è stato coniato un termine, il termine inflammaging, che viene appunto dall'unione delle due parole inglesi inflammation ed aging, a caratterizzare proprio questo legame strettissimo che esiste tra infiammazione e invecchiamento e a dirci che ok, noi dobbiamo invecchiare, tutti invecchiamo se siamo fortunati, ma possiamo invecchiare in modo molto diverso e possiamo quindi essere atletici, in forma, senza patologie o invecchiare con una serie di malattie, avere quell'invecchiamento patologico che ci porta appunto a passare gli ultimi anni della nostra vita in malattia. Beh, molto di questa differenza dipende dall'infiammazione e come vedete dipende quell'inflammaging che è tipico dell'invecchiamento patologico, dipende moltissimo dall'alimentazione e dall'attività fisica. Io oggi non avrò il tempo di parlare di attività fisica, parleremo di alimentazione. Questa immagine, di solito quando noi insegnavamo patologia ai medici, dicevamo che l'infiammazione è la risposta del tessuto a una serie di danni fisici, chimici, infettivi, quelli più bravi dicevano anche cause immunologiche, ma non c'era la nutrizione tra le cause dell'infiammazione. Oggi la nutrizione c'è e io oggi cercherò di spiegarvi perché e come la nutrizione causa infiammazione. Lo fa attraverso 3 meccanismi che vedremo insieme. Il primo è l'obesità. Mangiare male, mangiare tanto, una dieta ipercalorica causa aumento di peso. L'obesità perché è un problema per il sistema immunitario? Noi viviamo in 2 mondi paralleli in cui da un lato sappiamo che nei paesi in cui non c'è abbastanza disponibilità di cibo, in cui c'è denutrizione, ci sono dei difetti del sistema immunitario, ci sono le cosiddette immunodeficienze dovute alla denutrizione, quindi una maggiore suscettibilità di questi bambini, di queste persone ad avere delle infezioni. Questo si sa da tempo, cioè il legame forte che c'è tra denutrizione e difetti del sistema immunitario, quindi suscettibilità alle infezioni, è un qualcosa che è noto da tanto tempo. Quello che si è scoperto invece quando la dieta nel mondo è cambiata è che dall'altra parte una malnutrizione dovuta a una dieta eccessiva, ricca di calorie, ricca di grassi, ricca di zuccheri, porta a un aumento di malattie autoimmuni e di malattie infiammatorie. Il sistema immunitario è un fine sensore dello stato metabolico del nostro corpo, per cui quando appunto siamo in denutrizione il sistema immunitario non trova le energie per funzionare in maniera efficace, efficiente, quindi andiamo verso l'immunodeficienza. Al contrario, l'obesità causa direttamente infiammazione e lo fa attraverso molteplici meccanismi, uno dei quali è che il tessuto adiposo, gli adipociti, non sono una dispensa dove noi mettiamo tutte le energie che non ci servono, dove accumuliamo il materiale che non ci serve, ma è un tessuto metabolicamente molto attivo che produce tantissime molecole, produce citochine, quelle molecole che segnalano, attivano e regolano la funzione del sistema immunitario, produce adipochine che sono appunto delle molecole
che vanno poi ad agire su tutti gli altri organi, su tutti gli altri tessuti e in particolare sul sistema immunitario. Una di queste è la leptina, è molto famosa, molto importante perché è una proteina che agisce sul cervello e regola il desiderio di cibo, l'assunzione di cibo, la voglia di mangiare e dall'altra parte il metabolismo basale. Quando tutto funziona, la leptina che viene prodotta dagli adipociti agisce anche sul sistema immunitario e permette un bilanciamento perfetto tra la difesa contro i patogeni, contro le infezioni e quella che noi chiamiamo la tolleranza verso quello che non è pericoloso, quindi diciamo ci evita le malattie autoimmuni, ci evita le allergie, riesce a tenerci in equilibrio. Il problema del nostro sistema immunitario, se ci pensate, è sempre questo: trovare l'equilibrio tra la difesa e causare un problema esso stesso con le malattie autoimmuni e le allergie. La leptina ci permette normalmente diciamo, quando noi siamo normopeso, la quantità di adipociti e la quantità di leptina prodotta dagli adipociti fa sì che il sistema immunitario sia in equilibrio. Cosa succede quando invece c'è una denutrizione? Calano gli adipociti, cala molto la quantità di leptina che viene prodotta e questo calo di leptina fa sì che ci sia un difetto da parte del sistema immunitario che non riesce a combattere bene le infezioni. Al contrario, quando ci sono molti adipociti, quando c'è obesità e viene prodotta tanta leptina, questa alta concentrazione di leptina va a alterare quel meccanismo che ci permette la tolleranza immunologica e quindi avremo un aumento delle malattie autoimmuni, che infatti le persone obese hanno un rischio maggiore di sviluppare malattie autoimmuni, diversi tipi di malattie autoimmuni. L'abbiamo visto anche con il Covid, lo ricordiamo tutti, tra i pazienti a rischio di Covid severo ci sono le persone obese. Perché? Perché una persona obesa dovrebbe essere a rischio di Covid severo? Lo è perché è una persona molto infiammata, prima di tutto, quindi vi ricordate, sapete tutti che nel Covid il problema è questa eccessiva produzione di citochine che vanno a causare questa tempesta citochinica che poi colpisce tutto il corpo. Beh, in questi pazienti c'è una maggiore produzione di citochine proprio perché sono più infiammati e quindi c'è una situazione più grave, ma non solo, c'è anche un'alterazione complessa nella capacità del sistema immunitario di bloccare la replicazione del virus, per cui in questi pazienti il virus replica molto di più. Il virus replica di più, loro sono più infiammati ed ecco perché le persone obese sono persone a rischio di Covid severo. Il secondo meccanismo che lega il sistema immunitario all'alimentazione è il microbiota, cioè i microbi che vivono all'interno del nostro corpo. All'interno del nostro intestino in particolare ci sono circa 39.000 miliardi di batteri, ma oltre ai batteri ci sono anche virus, funghi. E che funzioni hanno questi piccoli microrganismi? Partecipano appunto alla digestione, ci facilitano l'assorbimento di alcuni elementi, nutrienti, producono vitamine, ma combattono anche la colonizzazione del nostro colon da parte di patogeni, cioè di microbi che sono pericolosi per la nostra salute. Stimolano l'intestino, stimolano le cellule del nostro intestino, rafforzano la barriera intestinale e stimolano lo sviluppo del sistema immunitario, guidandolo verso appunto una maturazione. Perché quello che noi non pensiamo mai, non ricordiamo, è che il 70-80% delle cellule del sistema immunitario si trovano nell'intestino e queste interagiscono costantemente con i microbi che sono presenti nel nostro intestino, appunto, con il microbiota intestinale. E l'interazione tra questi microbi e il sistema immunitario è determinante per il corretto funzionamento del sistema immunitario, proprio per quell'equilibrio tra la protezione e la tolleranza. Per esempio, in animali che sono privi del microbiota, il sistema immunitario intestinale non si sviluppa in maniera appropriata e hanno tutta una serie di difetti. Quindi è bellissima anche questa, sono i microbi che determinano lo sviluppo del sistema immunitario che poi ci servirà a combattere proprio i microbi.
Se questo microbiota è così importante, da cosa dipende? Come si forma? Diciamo che nonostante c'è ampia discussione nella comunità scientifica, ma diciamo che si ritiene che più o meno quando nasciamo, fino a che non nasciamo, non abbiamo microbi, siamo quindi sterili. Al momento della nascita avviene la prima esposizione importante ai microbi e quindi già il tipo di parto è importante perché i bambini nati da parto cesareo hanno un microbiota diverso rispetto a quelli nati per parto normale, naturale. E poi quello da cui dipende è le interazioni, le infezioni, ma soprattutto l'alimentazione dei bambini. Il microbiota si arricchisce, vedete lì la diversità, un colore unico vuol dire che c'è una sola specie batterica, più colori vuol dire che ci sono molte specie batteriche, quindi comincia a diversificarsi nei primi 3-4 anni di vita. E questi 3-4 anni di vita sono anni essenziali per, da un lato, lo sviluppo del microbiota del bambino, dall'altro per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Al punto che oggi i pediatri li considerano appunto i primi 3-4 anni quelli fondamentali per poi andare a determinare gli effetti sulla salute del ragazzo e dell'adulto. Sono anni in cui le interazioni tra i microbi e il sistema immunitario determinano appunto la predisposizione a sviluppare patologie come allergie, come l'asma bronchiale, ma persino patologie come l'autismo oggi sono messe in relazione all'alterazione del microbiota intestinale. Quindi davvero un'importanza a tutto tondo. Perché dire queste cose? Ormai uno potrebbe dire, vabbè, ormai i 4 anni li ho superati da un pezzo e quindi quel che è stato, non c'è più niente da fare. E invece no, perché il microbiota si può modificare, nel senso che sono stati fatti degli studi su persone che hanno una dieta prevalentemente ricca di fibre, quindi vegetariana, una dieta ricca di proteine animali, una dieta molto ricca di grassi o di carboidrati, e si è visto che hanno una composizione microbica diversa, cioè c'è una specie di firma microbica a seconda del tipo di alimentazione che una persona segue. Quindi questa è una buona notizia e del resto è ovvio, i microbi che sono nella nostra pancia di cosa possono nutrirsi se non di quello che noi diamo loro da mangiare. Quindi il tipo di alimenti che noi utilizziamo determinerà la prevalenza, la proliferazione di alcune specie di microbi e la soppressione di altre. Quindi questa è una buona notizia. È vero che i primi 4 anni sono importantissimi, ma noi possiamo modificare il nostro microbiota attraverso l'alimentazione. E cosa sappiamo? Sappiamo che la scelta giusta è quella che ci permette di vivere in uno stato di eubiosi nel senso una comunità microbica antinfiammatoria che stimola in maniera positiva il sistema immunitario, ci permette di vivere in salute, è una comunità microbica che si nutre di fibre, quindi noi dobbiamo mangiare prevalentemente vegetali. Al contrario, una dieta tipo occidentale, quindi da fast food, ricca di grassi animali e di zuccheri e povera di fibre, è una dieta che ci porta in uno stato di disbiosi, cioè di alterazione della flora batterica, del microbiota intestinale, in un senso appunto che ci danneggia la salute e ci causa infiammazione. Il terzo meccanismo, quindi abbiamo detto come sono legati obesità, microbiota, il terzo meccanismo passa attraverso la barriera intestinale, la funzione appunto di barriera del nostro intestino. Quando nei primi anni, così come si sviluppano i microbi, i microbiota e si sviluppa il sistema immunitario, si sviluppa anche quelle cellule, vedete quelle cellule che rivestono i villi intestinali, sono cellule epiteliali che formano la barriera intestinale. Questo è un filtro importantissimo e le cellule hanno questa barriera, il compito di tenere fuori dal nostro corpo tutto quello che non deve entrare, non so, materiale di scarto, patogeni, frammenti di cibo, tutto quello che non deve essere assorbito. La barriera intestinale funziona come filtro selettivo, lascia entrare solo quello che dobbiamo assorbire e che ci serve per il nostro corpo. Ebbene, la barriera intestinale nel tempo va incontro a un deterioramento e si parla di sindrome da intestino permeabile o leaky gut in inglese.
Da cosa è causato questo leaky gut, che questo allentamento, diciamo, delle giunzioni e della funzione di barriera? È causato da molti fattori, c'è anche lo stress, ci sono una serie di condizioni, ma sicuramente uno dei fattori più importanti è legato all'alimentazione. Per farvi un esempio, l'alcol induce permeabilità intestinale. L'alcol aumenta la permeabilità dell'intestino diciamo, aumentando sia la permeabilità tra cellula e cellula, quindi allentando, diciamo, i legami tra le cellule, sia aumentando la permeabilità attraverso le cellule, quindi la via transepiteliale e paracellulare. Al contrario, invece, di nuovo le fibre, gli alimenti ricchi di fibre, sono in grado di stimolare la funzione di barriera, rafforzare la funzione di barriera. E lo fanno come? Perché le fibre vengono digerite da alcuni batteri che sono presenti nel nostro microbiota se mangiamo bene, e questi batteri, mangiando fibre, digerendo le fibre, produrranno gli acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi a catena corta sono dei potenti antinfiammatori, ma agiscono anche sulle cellule epiteliali, andando a rafforzare la funzione di barriera. Sì, perfetto, ci siamo. Quindi vi ho mostrato, ci sono 3 meccanismi principali che legano la dieta, l'alimentazione col sistema immunitario, con l'infiammazione. Il primo passa attraverso l'obesità, perché? Perché c'è un aumento della secrezione di citochine infiammatorie e l'obesità porta a disfunzioni immunitarie importanti. Il secondo meccanismo passa attraverso la disbiosi, cioè un'alterazione del microbiota intestinale. Questo causa una stimolazione impropria del sistema immunitario e un'assenza di molecole antinfiammatorie importanti, come appunto gli acidi grassi a catena corta. Il terzo meccanismo è quello dell'intestino permeabile, che porta a una stimolazione impropria del sistema immunitario proprio perché passano in circolo, arrivano al fegato molecole che non dovrebbero arrivare, anche patogeni possono arrivare, e questo causa una stimolazione impropria del sistema immunitario. Ecco perché il legame tra infiammazione e dieta è sempre più importante. Questa è una locandina preparata dall'Harvard Medical School, in cui dicono chiaramente esistono dei cibi che favoriscono l'infiammazione e dei cibi invece che prevengono l'infiammazione. Ed ecco perché bisogna ritornare, ed ecco perché negli anni tutti i nutrizionisti seri stanno tornando verso la dieta mediterranea, perché se noi guardiamo come è fatta la dieta mediterranea, vediamo che torna tutto anche dal punto di vista dell'infiammazione del sistema immunitario, perché alla base della piramide ci sono quei cibi ricchi di fibre, che sono quelli di cui noi dobbiamo nutrirci prevalentemente, che sono antinfiammatori e che rafforzano la barriera e rafforzano il microbiota, mentre man mano che saliamo, quindi le porzioni si riducono, ci sono invece gli alimenti che dobbiamo appunto consumare di meno perché causano infiammazione. Purtroppo la dieta mediterranea, noi tutti pensiamo siccome viviamo in Italia, di seguire la dieta mediterranea. Non è così. La seguivamo agli inizi del Novecento. Questi sono dei dati del Ministero dell'Agricoltura, e vedete com'è cambiata la nostra dieta. In Italia siamo passati da un consumo di legumi di 20 kg annuo a persona a 1,5, da 15 kg di carne a persona in un anno a 80 kg di carne a persona, e da 3,5 kg di zuccheri a 27,1. Quindi la dieta mediterranea c'era una volta, funzionava, oggi è stata completamente snaturata a favore di una dieta molto contaminata da uno stile di vita, insomma, molto americano. Insomma, noi non mangiavamo tutta questa carne prima, e i legumi sono completamente spariti dalla nostra tavola. Il cibo è un prebiotico che serve quindi a dare da mangiare, a nutrire i batteri, il microbiota del nostro corpo. Cosa succede se questo non è sufficiente? Cioè se una persona si trova in una situazione di disbiosi intestinale? E in alcuni casi non basta mangiare bene, ma bisogna passare agli step successivi.
Uno potrebbe essere l'uso di probiotici, che sono appunto batteri vivi che appunto producono queste molecole antinfiammatorie e che noi possiamo utilizzare in alcuni casi, per esempio quando prendiamo gli antibiotici. Vabbè, questo è un esempio, e questo è un esempio per esempio di un trial clinico di qualche anno fa, in cui sono andati a prendere dei bambini che per familiarità potevano avere un rischio di asma, e hanno dato a questi bambini neonati una terapia con i probiotici per andare appunto a vedere se questa terapia può ridurre il rischio di sviluppare patologie tipo asmatiche negli adulti. In questo momento, era il 13 febbraio, ci sono sul sito dei trial clinici registrati, ci sono 3.955 studi clinici sul microbiota, di cui 1.370 per lactobacillus, quindi davvero li stanno utilizzando, li stanno testando per tutte le patologie che potete immaginare. Se questo non funziona, c'è l'approccio più duro, più radicale, che è quello del trapianto di microbiota. Trapianto di microbiota o trapianto di feci consiste appunto nel prelevare il microbiota dalle feci di una persona sana e trapiantarlo in una persona che abbia una disbiosi importante. Questa è una terapia su cui si è investito molto negli ultimi anni. L'FDA adesso ha cominciato a dire attenzione perché comunque qualche conseguenza potrebbe esserci. In ogni caso, appunto, il 13 febbraio c'erano 432 trial clinici registrati sul trapianto di microbiota anche nell'autismo, anche nell'Alzheimer, in tutta una serie di patologie che magari non ci aspetteremmo. Chiudo con questa immagine che viene da una review pubblicata su Nature Medicine nel 2019, in cui si riassume un po' quello che vi ho detto, e cioè vi fa vedere come ci sia una specie di ingranaggio che funziona nel tempo, che causa l'infiammazione silente, cronica, quella ruota al centro, la quale poi è una causa di tutta una serie di patologie, dalla sindrome metabolica alle patologie cardiovascolari, cancro, depressione, ovviamente malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative, sarcopenia, osteoporosi e immunosenescenza. Da cosa è causata? Io oggi vi ho parlato solo di una parte di questa, cioè la parte che riguarda l'alimentazione. Vedete le cose che vi ho detto, la disbiosi, l'obesità, la dieta. In realtà però ci sono altri fattori che concorrono a causare questa infiammazione silente, come appunto le infezioni croniche, la sedentarietà, i disturbi del sonno, che sono estremamente importanti, ma anche l'isolamento e lo stress. E con questo chiudo.